Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi, die 24 di aprile 2025. Siamo in festa, e sarete tanto oggi, sarete su patrono di questa Ida dei vizi. Bene, diamo un'occhiata diretta su quello che si presenta sopra di questa Ida e a Saida Matessi, ecco, che presenta di voi con questa bella macchina di questo biaitino coccostato in parte da essa nugase e poi Saida tutta sempre issa sempre spantosa, eccola qua. Bene, andiamo su Saravallo e che non era toia, cocolato voi più o meno tutti i giorni, 6 gradi al massimo, ma minimo, dovremmo dire, de Iovia. Grasa, in dia de Canappura, coccolato vinasa a sauna e poi spalata, poi vinasa salvatelo e poi torna a coccolare un altro pacco. Da che 8 gradi, 2 gradi in pol de oie e 8 però de minima, 2 volte manco issa minima. Bene, passata a esta de Erisi, la piazza si presenta perfettamente pulita. Cioè, questo è un servizio veramente spantoso, che bestembizi come, questa ditta che puliti dopo la esta, Manzano, appena già chi so, alzato a piccare sul caffè su Zilleri e praticamente la piazza è già pulita. Non beato in un botteggio in terra, non beato in un canto papiro, tutto perfettamente pulita. Complimenti a suoi operatori, che intanto i sponsor di questa serana veresi, la ditta Calvisi, Itici Olbia, grazie a Vizichesa, chi ha che te pische, bene pische, e prodotto sitico in Olbia. Ecco qua. Carchi ammento de eresi, ecco, che la sente, ascoltarne, poi viene pure sul ballo, veramente a tre pizza, però non poteva anche fotografare sul ballo, e io che ho al mano troppo impegnata già. Ecco qua, questo sono su gruppo Sabita, che sul momento che hanno cantato, che hanno ballato il solo io chi ho uno cellulare e scarico, quindi non poi tu anche sa fotografare, mi dispiace, però bisogna essere filmato. E insomma, siccome è successo poi sul tenore, avremo noi loco. Questa è la poata è un po' più di poca importanza. Andiamo su a Pratessone, di Santuiogli, no, che abbiamo pubblicato già 80 di fotografie, e altre 80 minimo bolla già a pubblicare questo manzano. Ecco, bello costume, costume de vizi, e sfilanne, perfetto, in perfetta posizione. Ecco. Braghetti sia sul femmine e poi la femmina è spantosa, insomma, bellissima. Ecco, la fotografia e questo che hanno usato da punta bessire dai Creia, la gente aspettando. Bene, andiamo al sostoccamento, intanto cominciamo a schissare e stasera Giove a 20 battero, a Salvatore e Mesa, Piazza Sponi, giochi e animazione per bambini. Alle 21 serata musicale del gruppo Terza Essenza e i grandi classici della musica italiana. L'ironia e la comicità di Enzuccio e le hit che ci hanno fatto ballare, poi di Ludwig. E allora, prima l'ironia della comicità di Enzuccio e poi le hit che ci hanno fatto ballare di Ludovic. Conclusione, conclude la serata il DJ Chris Loy per saltare e divertirci. Poi che Napoli, va bene, arriviamo. Intanto stasera su Marco De Lugo la bella presentazione sul libro di Stella Mea, Ciriaco Feddo e a Raiona Chinisse Baccheri, Bandino. Poi sempre stasera Sassescus, sempre stasera Sassese in Luvula, Festa della Liberazione, 24 aprile 2025, aula consiliare, ore 18.
Poi sempre il Luvola su tre si subbattono, questo è il raduno speleologico regionale, 13 De Maio naturalmente si intende, organizzata da Paola Pitalis. Giorni che invece potremo spendere in Brizzichetta, sanno satta, chi è interessato per telefono a Alessandro Oroneso del Bitine Bike, chi sta organizzando is. Poi vamos cose che sono brincate in coa, eccola qua, posamento, c'è un punto digitale facile, assistenza e formazione gratuita per l'utilizzo dei servizi delle tecnologie digitali. Poi chi ha anche una tesi su po' dei vizi potete entrare in questo concorso e in questo premio, fate domanda into del Subinnichi de Sant'Andria. Poi abbiamo l'appuntamento, un attimo, l'appuntamento che appunto siamo nati stasera in Zuccio, terza essenza, e poi Ludovic, non stasera in piazza Asproni, e poi invece su 20 Kimbe abbiamo su Fantasia de Ballos. Bit San Giorgio Martire, salone parrocchiale, ore 21-25 aprile. Allora andiamo da innanzi, esame su birra evangelica, a cominciare adesso 28 e a finire su 8 di maio. Poi vamos a Chimus un giro in moto, organizzato da socio Achimus e da BT Rex. Si paga 40 euro, ed è compreso tutto, caffè, pranzo, BT Rex, gadget, ingresso con visita e BT Rex, guidata. Per info Giorgio e Giancarlo. Domenica 4 maggio 2025 ripartiti da piazza Asproni. Bene, torniamo il secco per piccare il giornale e cominciamo dai nocche. Gli invasi sono pieni, emergenza è finita. A Banoa, in Barbagia, il peggio è alle spalle. Baronia, stop ai razionamenti. Bene, 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 bene. E quindi una buona notte nuova questa. E noi che abbiamo già un riepilogo, una mulgai, un assunto dessa vignetta da chi ha fatto Jeff però su Papa. E noi che cominciamo Papa Meridiana, io che invece di una rucche, impiccato un aereo. Questo è il Papa e Meridiana, poi noi che abbiamo su Papa che è arrivato in Sardegna, io che te già bussa a forma di Sardegna. Poi noi che abbiamo il Papa sì alla messa in limba, dizionario sardo argentino, se ripassare sul vocabolario, però comprendere la lingua sarda, insomma, no che poi abbiamo lo Papa Pastore, pastoricanne prittero, invece del Bator Moro, Bato Sprittero, no, che abbiamo il Papa Francesco a Cagliari, benvenuto a Bonaria Aires, Bonaire, è proprio da qui per Madonna che è venuta da Bonaria, da Buenos Aires, Sardo Padre, aio, in Berrita su Papa, e invece del Santo Padre, Sardo Padre, Pater, Sardus Pater potremmo porre, insomma, no? Papa Francesco prepara il viaggio nell'isola. Per i trasporti la Sardegna è quasi alla fine del mondo. Ecco qua è che su Papa, che salutanne, da essa nube in alto e in chele, no? Che su Papa è nato in chele, esatto, sappato. Esatto, il Papa che le nanne ponete in pala, sa poltrona, è già occupata da Emene, e insomma arrivata a Telu, ma non va poltrona per Papa di questo periodo, camminare già un altro rosetto. Ecco questa è l'ironia di Jeff.
Andiamo da innanzi, fai da moldeatero, nomine commissario SL e scontro dai partiti ALT alla lista di Todde. La Presidente si è impegnata a portare l'elenco entro domenica in giunta. A quanto pare non Bilana. Approvata. Tensione alle stelle nel campo largo per le nomine dei commissari delle ASL e delle aziende universitarie ed ospedaliere. La giunta, che si è tenuta ieri pomeriggio, in un primo momento doveva procedere alla nomina di 11 commissari per le 8 ASL, il Brozzo e le 2 aziende universitarie di Cagliari e Sassari, ma l'accelerata impressa dalla Presidente non ha trovato concordi i rappresentanti di quasi tutti i partiti della coalizione, PD in testa, stavolta supportato anche da diverse formazioni minori che hanno chiesto e ottenuto il rinvio delle nomine. Il confronto, la Presidente Todde, alla ripresa dei lavori dopo la Pasqua, ha ricordato agli alleati la scadenza per le nomine entro il 26 aprile, che vanno commissariate le ASL, come riporta la legge che ha riformato il sistema sanitario pubblico l'11 marzo, che indicava in 45 giorni i termini per i commissariamenti. Cioè la riforma del sistema sanitario consiste solo su cambiare lo scurritore, chi bisogna, il Saraselle, pensate un pacchetto nell'importo da saziente. La Presidente, nonostante la probabile impugnazione della legge da parte del governo e a prescindere dai ricorsi annunciati, vuole procedere rispettando i tempi, a prescindere da una intesa globale sul pacchetto di nomi. La posizione della Presidente, colta però dagli interlocutori, visto che da Villa Devoto nulla trapela, è che siccome M5 Stelle è toccato, al M5 Stelle è toccato l'onere di governare la sanità, è al movimento e ai suoi consiglieri sul territorio che aspetta il compito di fare la sintesi su nomi e proposte. Pensate un pacco sul PD, se il VNN tutto a M5 Stelle, e Presidente della Regione e sindaco di Nuoro, io, un ragionamento che non ha trovato per nulla favorevoli gli altri partiti, a cominciare dal PD, che però non vogliono rompere con la Presidente proprio in dirittura d'arrivo. In questa chiave va interpretata la dichiarazione del capogruppo Dem Roberto De Rio, che dopo aver espresso alla Presidente il nostro sostegno rispetto alla necessità di provvedere al più presto alla attuazione della legge, entra nel dettaglio dei criteri sulla scelta dei nomi. Siamo d'accordo sul fatto che bisogna puntare su persone di qualità, che siano frutto di riflessione complessiva, incontrando il favore di tutti. Una dichiarazione che significa il no a fuga in avanti. Così si spiega il fatto che ieri non si sono portate le nomine in giunta. Manarami tu, ma come si hacker? Non è possibile, guarda. Deve essere il mannicanne del macarrone si incontra. Allora andiamo su Casteggio. Cagliari è un grande pasticcio, la squadra di Nicola si sbriciola nella ripresa, Fiorentina più concreta, e come quindi Luca Casteggio è proprio nei guai, ma a corso ai guai. Cagliari 30 punti, Lecce 26, Venezia 25, Empoli eccetera eccetera, e come Cagliari deve giocare in Foraskin su Verona, e il Verona sta a 32 spunti, no? Sopra appunto 2 spunti poi su Cagliari, speriamo in buono. Intanto la Bitello gioca domenica 28, gioca in Tiesi contro su Tiesi, che è prima in classifica mi pare. No al taglio dell'assistenza domiciliare. Sit-in di sindacati e operatori sanitari ieri davanti alla sede dell'INPS a Cagliari. Berlino è tutto il problema. Allarme della CGIL, 8.000 persone rischiano di rimanere senza servizi essenziali. Altro che riforma della sanità, cambiarne lo scado sparatorio. Commissari nelle ASL, lite in maggioranza, la delibera è rinviata,
la Presidente incontra il PD, si cerca l'intesa, le ipotesi Pintor al Brozzu, Pinna all'Areus. Il tempo per i commissariamenti delle aziende sanitarie è quasi scaduto. Nei prossimi 5 giorni, a cavallo del 25 aprile, le forze del campo largo dovrebbero fare sintesi sui 12 nomi che subentreranno agli attuali direttori generali delle 8 ASL nelle 2 aziende universitarie Abruzzo e all'Areus. Dai, stiamo frisco. Collegio di garanzia elettorale e ricorso torre sulla decadenza. L'addio di Cucca apre un caso. Ite vinto, di Cucca andato in pensione. Fercia scrive alla Corte d'Appello: illegittimo sostituirmi. Confermo la mia disponibilità a difendere la Corte d'Appello sia davanti al Tribunale sia davanti alla Corte istituzionale. Non rinuncio ai mandati, sia il collegio di garanzia, semmai a revocarmi alla riunione del 2 maggio, motivando le ragioni per me inesistenti, come impone la legge sul procedimento amministrativo. Io parteciperò alla riunione. Il docente universitario e avvocato Riccardo Fercia, componente del Collegio regionale di garanzia elettorale, che ha sanzionato la governatrice Alessandra Todde con 40.000 euro e la trasmissione degli atti al Consiglio regionale per valutare la decadenza, insomma, praticamente che lo quiere imboccare, e cioè i fili del potere sono veramente tanto. Conclave e pressing di Trump che era un altro Trump gemello posta pappa, ed essi insistinne poco sulla Casa Bianca, sognerebbe un pontefice americano, ma nei pronostici la sfida è tra Parolin e il filippino Tagle. Parolin è il vicario praticamente del Papa Francesco. Donald Trump non ha tardato a mettere da parte gli impegni in agenda e ad annunciare che sabato parteciperà ai funerali di George Bergoglio, insieme alla moglie Melania. Il suo vicepresidente G.D. Vance è stato addirittura tra le ultime persone ad incontrare il pontefice prima della morte, l'ha pedinato. E mentre i Brummacher si scatenano sul Totopapa, proprio l'annuncio della Casa Bianca porta in due direzioni precise. Da una parte Trump non dimentica l'appoggio decisivo della base cattolica americana nella sua rielezione, dall'altra è evidente la sua voglia di far sentire da leader di un superpotenza mondiale l'attenzione su chi dovrà eleggere il successore di Bergoglio, tenendo presente che gli Stati Uniti possono contare su 10 cardinali elettori, anche se posizionati su schieramenti non omogenei. Voteranno in 135, di cui 108 scelti da Bergoglio. Sfida a 2. Stando agli allebratori che raccolgono le scommesse, non c'è storia al conclave. Il prossimo Papa sarà uno tra il cardinale Pietro Parolin e quello filippino Luis Antonio Tagle. La pensa così anche l'intelligenza artificiale chiamata a pronosticare chi sarà il 267° vescovo di Roma, con risultati affini a quelli umani. E beh, certo, non potete essere diversamente, che l'intelligenza artificiale è spacco intelligente, anzi il nostro intelligente pronuncia e picca soldato. Dai succhi leghete, i succhi umano hanno iscritto, quindi l'intelligenza artificiale stovesce. Il popolo di Francesco invade la Basilica dei Papi, anche 6 ore in fila. San Pietro aperta fin dopo mezzanotte. Roma intanto si prepara per i funerali di sabato mattina. La chiusura, la sera prima dei funerali, si procede alla chiusura del feretro. Verso la messa, nella Basilica di San Pietro, il corpo del pontefice è esposto nella bara e non più su un catafalco, in conformità con le nuove regole. La vestizione
Alla salma del Papa viene posta la mitra sul capo, obbligata con la casula, il mantello rosso usato per la messa e il palio, striscia di lana bianca con croci nere. La salma viene esposta nell'unica bara di legno. In precedenza era specificato legno di cipresso. Eh, allora, sabato 26 aprile, ore 10, celebra messa Giovanni Battista Re, Vangelo e bara. Il Vangelo lo potesse sul baule. La messa, è in latino questo. La missa poenitenzialis viene celebrata in San Pietro o sul sagrato alla presenza delle delegazioni di Stato. Poi Basilica di San Pietro, il decano cardinale Giovanni Battista Re, sotto la collocazione dei cardinali, eccetera, eccetera, e così via. Vabbè, è così. Ecco qua lo spappabile italiano Essi Camerà e il Papa è il Papa dei Bumacher. Bumacher erano lo scommettitore, insomma. I pronostici: Parolin è favorito, occhio a Tagle sul filippino. Inocchiamolo Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, poi Matteo Maria Zuppi, Peter Erdò, Peter Tucson, Robert Sara, Raymond Burke, Jean-Marc Avelin. Non veste Pizzaballa, che Pizzaballa ha appena 60 anni e quindi non è eleggibile, che non potene passare di mantenere su Matisi Papa per 30 anni. Da Pio X a Bergoglio gli ultimi 10 pontefici, chi erano e per quanto tempo sono rimasti in carica. Focus su Giovanni Paolo II, i più longevi di sempre. Urbano VII restò per soli 12 giorni. Politica internazionale, Ucraina, Trump attacca Zelensky. È chiaro che non riesce chi non può discutere su Carlo, discute a Saseda, e quindi siccome Trump è assolutamente impotente rispetto a Putin, discute a chi è non solo vituperato, ma Polmasetto. Vance rincara la dose, senza un accordo gli USA si ritirano dalla trattativa, ma questa non è una trattativa, è una trattativa di resa. Gaza, raid israeliano su ex scuola, 23 morti, no che ricchiti a matanza, grazie pure all'appoggio di Trump. Francia, Germania e Regno Unito chiedono lo stop al blocco degli aiuti. Il DL bollette elegge bonus da 200 euro, risorse di 3 miliardi per famiglie e imprese. Asso utenti, caro energia irrisolto. Cioè sta aumentata l'energia e sono cercando di liquidare la questione in questo bonus. Luce, la svolta col libero mercato, consumi in calo, crescono le spese. Cioè il libero mercato deve abbattere a una riduzione del sostegno, invece assolutamente no. Il dossier analizza nei dettagli il passaggio al nuovo sistema in Sardegna. Rispetto al 2024 la bolletta è più cara del 9%, con picchi del 12% annuale. Santo subito, in occasione che su Papa sempre, il saluto di una folla infinita al Papa, migliaia in fila tra lacrime e preghiere. Ultima nova, Tesla in crisi, Musk lascia il governo. Musk si sposta a pedale, ma anche a destra, ha creato un odio totale verso la macchina sua e pretendeva che questo non si sia riflesso. Non ha compreso che sarà la macchina, l'alvenete assente, no a Trump. E quindi tanto fatto l'assente, e non ne compro più da Tesla,
fuori. E questa cosa, a quanto pare, sta arrivata diretta. L'annuncio agli azionisti, il lavoro al Doge è quasi finito, rialzo immediato in borsa. Yeah. Crimea, ultimatum USA a Kiev, Poteschi. Trump attacca ancora Zelensky. A Londra non si presentano Rubio e Witkoff. Il vertice di pace è un flop. Vabbè. Rassegnarsi a cedere nero su bianco a Mosca la Crimea, già perduta di fatto, e accettare l'occupazione russa in 5 regioni dell'est e il patto leonino con cui l'Ucraina si ritrova a fare conti tra le righe del roadmap tracciata dall'amministrazione Donald Trump per archiviare dopo oltre 3 anni la sanguinosa guerra con la Russia. Roadmap insabbiatesi dietro le quinte in un'ennesima riunione, tanto attesa quanto alla fine fallimentare, convocata dal Foreign Office fra rappresentanti dei 3 paesi europei del gruppo E3, Regno Unito, Francia e Germania, per fare il punto con ucraini e americani sia sui progetti di pace USA sia sulle garanzie future invocate da Kiev. E niente da fare, praticamente Trump quiere comunque cantare vittoria denare scrisse pacifista, e cioè cedenne pro del suo cato occupato a Russia. La Russia non quiere solo lo territorio scato occupato, ma tutto la provincia. La schiera in 3 ha già annessa, ha fatto votare un referendum fasullo, tipo questo che hanno votato per l'annessione del suo meridione in Italia, dopo che il suo mercenario Garibaldi l'ha conquistata. Bene, andiamo da innanzi e tancamolo, che si sigla la tancatura. E non diamo l'appuntamento a stasera a diretta da Piazza Nova, Piazza Spruli. A mezzo vedere e di buona tutto dai BT TV, adioso e mezzo a casa. Oggi è durata 29 minuti.